Anarchici al governo di Feltre? No, la fantastilista anarchica si propone di vincere le elezioni, ma per mandare a casa la vecchia politica e far rivotare ad agosto, nella convinzione che se accadesse ci sarebbero a quel punto tutte facce davvero nuove. L'anarchia non va intesa, secondo me, sotto questo significato ideologico che ha preso poi nell'ultimo periodo, quello che deriva da tutti gli studi storici, non so adesso, ma va presa dal punto di vista etimologico, cioè se guardi l'etimo, anarchia significa alfa, privato, potere, non è rifiuto delle regole, anzi nell'humus anarchico è nato, lo dico sempre, il codice del commercio che poi si è fuso nel codice civile come il libro quinto del lavoro. L'anarchia dal nostro punto di vista è un sommesso dissentire dal potere. Agli anarchici feltrini non piace com'è la loro città, dei troppi cantieri aperti a un degrado latente, ma non hanno un programma di governo perché a Colle delle Capre nemmeno ci vogliono entrare. La vittoria sarebbe solo un grimaldello per scardinare tutto. Con 10 anni di amministrazione di sinistra che c'è stata, se avessero scaglionato un po' meglio i lavori, forse i turisti che arrivano adesso con queste belle giornate di sole, anziché vedere dei cantieri a cielo aperto in continuazione, potrebbero godersi quel museo a cielo aperto che è Feltre. La sua squadra anarchica propone quindi un percorso finalizzato a un progetto di rinnovamento che porti poi a una nuova guida della città lontana dalle ammucchiate di partiti. È la visione che manca, la visione rispetto alle risorse che ci sono, una visione profonda che ci deve portare veramente a considerare non soltanto la bellezza, ma l'importanza che Feltre ha nel mondo. Feltre ha dato i natali a Vittorino da Feltre e Panfilo Castaldi, quindi il mondo è debitore verso Feltre e Feltre quindi merita di essere trattata un pochino meglio di come è trattata adesso.